1, 2, 3. L'Aperol è fortunato, l'Aperol, grazie a questo. C'è al petto, quindi questo è onore. Viva Antica Sicilia! Buongiorno amici di Io Compro Siciliano, siamo da Antica, guarda, riprendi qua. C'è al petto, quindi questo è onore. Onore, quindi siamo da Antica Sicilia. Sicilia. Ma tu non sei antico, tu ti vedo molto giovane a te. No, ancora, mezzo. Mezzo. Quindi siamo con Adriano Cantone. Adriano Cantone. Cos'è Antica Sicilia? Antica Sicilia è un'azienda di conserve, produciamo conserve, pesti, marmellate, creme dolci, oli aromatizzati. Diciamo un po' i prodotti tipici caratteristici siciliani. Dove siete? Dove siamo in questo momento? A Giare. A Giare, provincia di Catania. Comunque l'odore è stupendo, devo dire, spesso quando uno va negli ambienti di lavorazione a volte ci sono odori forti, devo dire che è buonissimo. Io che sono appassionato di questi prodotti mi fanno pensare a quelli della nonna, giusto? E cerchiamo di Cercate fare le nonne voi. di fare dei prodotti come se vengono fatti a casa. Ecco. Quindi, buonissimo. Vediamo che stanno facendo là, dai. Andiamo di là, andiamo da quella parte, vieni Adriano. Qua stiamo lavorando. Cos'è questo? Cos'è questo? Questi qua sono peperoni fritti. Fritti. Ma sono pronti per cosa? Ora cosa Per fare? fare il sugo alla mediterranea che prende pomodoro italiano con peperoni e melenzane. Invece qua abbiamo il sugo, i ragù siciliano Il ragù siciliano. con pomodoro, piselli, carote, sedano, come veniva fatto Dalla nonna. una volta, Dalla con nonna. ragù di maiale. Complimenti. Continuiamo da quella parte cosa c'è? Qua stiamo facendo la produzione di olive. Queste sono olive bomba dell'Etna, che sono olive verdi schiacciate nocellate dell'Etna con patati di peperoncino. Perché bombe? Perché per richiamare la nostra amata Etna. Ah certo, ci sta tutto. E voi il vostro prodotto di solito dove va? Cioè voi esportate fuori a livello regionale, Sì. a livello locale? Cioè, Allora, noi siamo presenti un po' a livello regionale, locale, in Europa, fuori dall'Europa, un po' da tutte le parti del mondo. l'azienda, da quanti anni esiste l'azienda? Del 2000, siamo al 2024 anni. Complimenti. E quanti siete? Al momento siamo 10 in produzione. In produzione, di cui fratelli quanti siete? Siamo 3 fratelli, Tu, Marco, io, Marco e Giuliano. e Giuliano? Papà e E mamma. poi c'è papà e mamma che sono bene o male, papà si occupa dell'amministrazione, la mamma dà una mano quando c'è bisogno. Certo, ovvio. Andiamo avanti, andiamo da questa parte. Vedo là ci sono piste creme di pistacchio. Questa è crema di pistacchio, sì. Ottimo. Quello è un bar ancora deve essere chiuso, confezionato. Aspetta, avviciniamoci. Pistacchio di Bronte. Questa è la fase quando viene invasettato il prodotto. Poi dopo questa cosa c'è l'etichettatura, giusto? Sì. Un grande consumatore di pistacchio, in questo secondo vorrebbe essere al posto di quel barattolino là sotto, Con la bocca con la aperta. bocca aperta. Quanti barattoli fate voi di tutto mediamente? La produzione Al annuale? giorno? In totale, annuale? Annuale siamo circa 180.000 180.000. barattoli, poi sono buste, Chiaro. quindi bene o male in totale 400.000 pezzi. l'anno. 400.000 pezzi l'anno. Magazzino. Ah, aspetta, qua ci sono i barattoli cosa con c'è? olio? Barattolo con- Cosa, che Qua conserva? stiamo iniziando a preparare per fare le olive verdi alla catanese, olive sott'olio. Alla catanese? Cioè che sono Stiamo come- cominciando a preparare, questi sono i vasetti perché ci sono vari processi. Cominciamo a mettere l'olio, poi vengono messe qua le olive, vengono impastate con olio, origano e peperoncino e poi vengono invasettate con la colmatura d'olio, tappate e pastorizzate. È una struttura fortemente artigianale, come si vede. Certo, Fanno sì. ogni singola produzione al suo Molto, ciclo. tutto la nostra produzione, molta viene fatta manualmente, Con le ricette Questo della è mamma? è la pezzo- forza. è un pezzo forte, perché giustamente è tutto artigianale, quindi la qualità. E di là invece La confezione. etichettatura, Andiamo. Qua c'è l'etichettatura, salve a tutti. A chi c'è? Presenti, chi sono? allora lui è Marco, l'altro fratello, Quello che parla le lingue. e loro sono le due ragazze, le ha dette l'etichettatura, Non hanno un nome. Marta e Silvia. Ah, l'hai visto? Cioè, quindi Silvia e Marta? Sì. Ok. Ma vedo che hanno una manualità che è bestiale, con tutte le unghie. Loro stanno etichettando Le olive che proprio fa Le stanno. olive bomba dell'Etna. È bomba dell'Etna. Ok. Questi sono diretti in Svizzera.
Adesso faccio una domanda tecnica. Al minuto quante ne fai? Vabbè, dipende, 2. Dipende significa vi posso anche superare. Quindi cominciamo a sfruttare bene il personale. Dipende significa quando non c'è qua Adriano. Dipende anche. Ne faccio mezzo. No, ne faccio mezzo. Invece con l'Adriano davanti ne posso fare anche 5 al minuto. Vero? Sì. Hai visto? Vediamo un po' di prodotti. Personale Davide, è top. che ci siamo. Dov'è? Prodotti? Ah qua, guarda, il scatolamento. Facci vedere un po' di prodotti. Commentaci, spiega un po' cosa Questa è fate. la crema di limone. Prima abbiamo visto la crema di pistacchio, questa è crema dolce e limone. Poi abbiamo, questo è il nostro magazzino dove vengono stoccati tutta la materia pronta. Poi successivamente viene etichettato. Non abbiamo grosse scorte di magazzino perché preferiamo fare tutti i prodotti sul Su momento ordine. La qualità, dare, infatti. e dare al cliente un prodotto fresco, non con già 6 mesi di produzione. Mantenere la qualità, che è quello importante. Questo è un po'. Quindi qua ci sono tutte le creme. Di qua questo cos'è? Guardate Queste che poi sono sono belli i zucchine confezionamenti, guarda qua. Bello, sì. Guarda che bello il confezionamento. Questi sono cucuzze a russu. Zucchine grigliate. Ah, no. Poi come la chiamate la reparto di Catania? Perché io sono palermitano, lui è milanese, quindi A cucuzza. è cucuzza, quindi è cucuzza. È un detto nazionale. Sicilia, nazionale, infatti. Questa è? Questo è spizzico siciliano, è a base di peperoncino con carciofi, melenzane e funghi. Quindi uno fa il classico Aperol Spritz e gli mette Così bella... c'è più sete e beve più Aperol Spritz. Quindi ci sta. Certo, Hai visto? L'Aperol è fortunato, l'Aperol, grazie a questo. Quindi se di questi qua che c'è? Sono etichettati qua. Ancora mancano alcuni che devono essere etichettati. Ah, qua queste sono le olive verdi campagnole, sono olive verdi schiacciate, nocellaie dell'Etna. Cioè, diciamo sono tante referenze. Sì, all'incirca abbiamo un 100 referenze in Calabria. Quindi, immagino. Sono le Questo nostre cos'è? spezie spaghettate pronte. Voglio dire, bellissimo, buonissimo. L'azienda come nasce? È un'intuizione di tuo papà, di tua mamma? Allora, nasce nel 2000 come il nome Antica Sicilia, nasce come Antica Sicilia di commercializzazione, prodotti a marchio. Nel 2004 decidono i miei genitori di fare la produzione. Da un piccolo stabilimento di 100 metri quadri, nel 2012 circa siamo passati a una superficie di 650 metri quadri, Che è quella quella siamo. dove siamo attualmente. Adriano, io ti ringrazio per questa Grazie a bellissima, voi. per questa bellissima degustazione visiva, questa spiegazione, per l'azienda leader artigianale. Poi vi farò conoscere anche il papà. La mamma non lo so, che la mamma oggi diciamo Un che... po'. Però il papà lo farò conoscere ora fra poco, quindi grazie a te, grazie a Marco. Marco, come si dice grazie in inglese? Dimmi come? Vero? Aspetta, devo fare un'ultima domanda. Marco, quante ce ne vanno qua dentro? 18 pieces. Aspetta, ripetilo. 18. Eh? 18. 18. Aspetta che andiamo da Marta. Marta, tu invece in un'ora quante ne fai di quelle cose? No, io sono italiano, non sono per le lingue. Pure io non vedo questa gente che deve dire ma perché? Sono italiano, parlo italiano. Certo, poi magari non si capisce. Dipende, no, riusciamo a farne parecchie comunque, poi dipende dalla velocità che dobbiamo avere. Perché non ci vogliamo mai sbilanciare davanti, perché davanti non ci mettiamo ai a fratelli? contare? Dobbiamo contare, dobbiamo ottimizzare i risultati. Dipende dalla Comunque- pressione di Marco. Comunque, c'è manualità giovane, assolutamente prodotto artigianale più buono. Hai visto? Quindi, ma perché non si screpola? Perché è tutta giovane, quindi intatta la pelle. Prodotto. Non lo stressate, vedo sempre allegre, felici, tranquille. Quindi. Va bene, grazie. Quindi chiudiamo qua con i fratelli, venite uno accanto a destra e a sinistra. Al mio 3, viva Antica Sicilia. 1, 2, 3, viva Viva Antica Antica Sicilia. Sicilia.